Noi siamo assolutamente contrari ad un'imposizione fiscale per entrare in una città, non ha né senso logico né senso democratico, non ha proprio il concetto. Abbiamo sviluppato un progetto sicuramente molto interessante e non è soltanto un progetto messo lì a caso, ma è un progetto studiato, elaborato, con già dei piani anche di business e di recupero economico per quello che riguarda la città. Un no netto quello di Resistere Veneto al contributo d'accesso. A mettere le cose in chiaro il candidato sindaco del partito per Venezia, Roberto Agirmo. Un aumento importante della tassa di soggiorno che però può venire quasi completamente eluso nel momento in cui gli ospiti della città dovessero aderire a due iniziative. Una è una card base che ancora non ha un nome reale e una è una, chiamiamola VIP card. Se uno rimane 1 o 2 notti può, se vuole, acquistare una card base che darà diritto ad accesso a musei piuttosto che a sconti particolari che possono essere il 50% dello sconto su quello che è i trasporti piuttosto che eventuali convenzioni fatte con privati. Carte turistiche da 20 a 200-250 euro a seconda della quantità di giorni di permanenza e tramite le quali sarà possibile avere accesso a sconti sui trasporti, entrate ai musei e agevolazioni. Rendiamo questa card una card facoltativa non obbligatoria che dia un'opportunità di accesso a servizi culturali della città e a sconti particolari. Dobbiamo comunque ragionare su determinati periodi dell'anno che sono di altissimissima affluenza ad una preregistrazione di coloro i quali vengono. L'idea di fondo: gestire i flussi e non far pagare ai flussi, fare in modo, cioè, secondo Resistere Veneto, che il turismo sia un valore aggiunto, non il fulcro attorno al quale ruota l'economia della città. Venezia non è una città dei turisti, ma eventualmente è una città dei veneziani anche per i turisti.